Lo sport come strumento di integrazione e socializzazione. Ne è la prova la squadra Marafrica Calcio, composta da giocatori ospiti di 5 diversi centri di accoglienza della provincia di Frosinone, che nella stagione 2017-2018 ha partecipato fuori classifica al campionato di terza categoria Girone A Frosinone. Sabato 20 maggio presso lo stadio Panico di Sora la formazione ha disputato il 30° incontro di campionato sfidando il Casalattico. Una stagione ricca di soddisfazioni conclusasi con 67 punti all'attivo, frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sì, abbiamo iniziato a settembre con i ragazzi, sapendo che disputavamo un campionato di terza categoria fuori classifica. E i ragazzi comunque si sono sempre messi a disposizione. Abbiamo fatto 30 partite con oggi, siamo primi in classifica, però non facciamo classifica. Io sono molto orgoglioso di questi ragazzi perché hanno comunque dimostrato tanta voglia di evolversi, tanta voglia di integrarsi, mai un litigio tra di loro e anche con gli avversari. Raramente è successo qualcosina, però sotto il punto di vista comportamentale non posso proprio assolutamente lamentarmi del comportamento di questi ragazzi. Quindi io sono molto orgoglioso di aver disputato questa stagione con loro. I ragazzi del Marafrica durante il campionato hanno dimostrato grande sportività ed hanno dato grande soddisfazione sia al mister Alessandro Vitti che ai responsabili dei centri di accoglienza straordinaria frusinati, che hanno deciso di coinvolgerli in un progetto sportivo che ha dato grandi soddisfazioni. Siamo 5 cooperative che ci siamo uniti per mettere insieme questa squadra. Ne abbiamo presi 5 per ogni cooperativa, proprio per non essere individuale, insomma, per includere tutti i ragazzi, così insomma, tutti insieme crescono, avessero la possibilità di divertirsi insieme e conoscere altri ragazzi.